San Giuseppe, auguri a tutti i Giuseppe o i Sepp come si dice in milanese, auguri a tutti i papà. Vorrei fare gli auguri in maniera sì, semplice, molto tranquilla, potevo cercare brani, magari poesie eccetera, ma non perché non ce ne siano ne volessi, volevo stare proprio sul normale. Auguri di serenità ai papà e facciamo anche a tutti gli uomini in generale, perché fai auguri ai Don sia per Sant'Agata sia per la festa di Don, e in un momento che tu ci preghi o si augurino o comunque cerchino di impegnarsi per la pace, contro le malattie, tutta roba giusta che è necessaria, e sono d'accordo. Mi insisti su un'altra roba che ho già detto un po' di settimana fa, per quel che crede che vorrei pregare, preghiamo per l'acqua, perché davvero almeno nella nostra zona, Milano, Lombardia, dintorni, ho visto le previsioni, si vede qualche precipitazione in montagna, ben venga, ma chi se proprio a secco. Qualche notizia ho visto, parlava forse del Piemonte, di 100 giorni senza, è veramente una situazione preoccupante secondo me, e mi pare che non sia molto sentita questa cosa, non lo so se è una mia impressione appunto, però San Giuseppe dam l'acqua, o meglio, dica Signore deve mandare l'acqua, e comunque cerchiamo magari di utilizzarla sempre al meglio senza sprecarla, questo lo si dovrebbe fare sempre, però in questo momento è una cosa, diciamo così, che è molto seria. Dopodiché mi fanno gli auguri a tutti i famigli, quindi anche ai mamma, anche ai bagai, Tusan, e cerchi di tenere conti papà, che ogni tanto magari si inrabbia, se ne però ha sempre un gran cuore. Tanti auguri a tutti, ciao ciao!